Cari telespettatori, ben ritornati in nostra compagnia, siamo in diretta e quindi ve lo ricordo, potete intervenire con le telefonate oppure con i vostri messaggi oppure le mail a cui risponderemo successivamente con i nostri ospiti. Vi presento subito gli ospiti, sono numerosi, sono estremamente qualificati e importanti e da qua estrapoliamo anche l'argomento, gli argomenti che andremo a trattare di grande interesse, sempre anche su vostra istanza e richiesta, perché il settore immobiliare ha sempre destato negli italiani e continua a farlo molto interesse, sia per chi deve acquistare e fare un investimento per la cosiddetta prima casa, sia per chi vuole fare un investimento per il proprio futuro oppure mettere al sicuro, e vedremo se è ancora sicuro oppure no, i propri risparmi. Allora, ben arrivato Gianni Bacco, imprenditore titolare Punto Immobiliare, grazie di essere qui presente. Buonasera. E Carlo Dario, vicepresidente di Casa Clima Network Padova Rovigo Venezia, grazie anche a lei. Casa Clima è ente certificatore delle case di qualità energetica superiore, quindi vi spiegheremo bene, so che molti sono interessati a questo. Nicola Bombonati invece presidente FIAIP Veneto, grazie anche a lei, e Massimiliano Zaramella, presidente FIAIP Padova. Allora, io direi di prendere lo spunto da un recente convegno molto interessante che si è svolto alla Fiera di Padova in occasione proprio del capitolo dedicato all'arredo casa, ma anche agli immobili in generale, e vedere lo stato dell'arte della situazione. Tutti sappiamo, l'abbiamo detto più volte, che gli immobili nel nostro territorio nazionale, ma anche molto locale, sono in uno stato diciamo un po' vetusti, sono un po' antichi, non sempre hanno un'efficienza energetica sufficiente a garantirci un equilibrio, oppure i parametri che comunque ci vengono dettati dall'Europa e che poi diventeranno inderogabili tra qualche annetto. Cosa fare, come ristrutturare, come intervenire, come riconoscere un immobile di qualità, come sta andando il settore, perché finalmente forse possiamo dire, adesso sentiremo dai nostri esperti, che qualcosa di positivo si sta muovendo e speriamo che la tendenza e il trend sia così, almeno nei mesi fino ad agosto avevamo una certificazione anche dell'Istat con una maggior contrazione di mutui, una maggior apertura anche da parte delle banche, una maggior fiducia, e l'interesse c'è. Incominciamo con lei che è l'imprenditore, perché poi vediamo tutte le persone che comunque sono tutti imprenditori operativi. Che cosa riscontra, che cosa vede e anche perché questo convegno, la New Economy dell'immobiliare, che è sembra qua New Economy dell'immobiliare, sembra quasi un controsenso, no? La New Economy è la voglia di ripartenza, la voglia, l'esigenza, la determinazione nel dare le nuove regole condivise di come si fa a ripartire. Allora, se noi guardiamo il decennio che è trascorso, ovviamente è completamente cambiata la situazione. Giusto dire che le banche stanno erogando molti più mutui e d'altronde se diciamo l'80% di incremento è perché prima non li davano, quindi in buona sostanza anche poco è molto di più. Bisogna essere anche estremamente trasparenti in questo modo di vedere la realtà. Sicuramente la New Economy passa attraverso una serie di comportamenti, di fatti, di vicende che premieranno certi tipi di mercato, il mercato che andrà a recuperare delle unità residenziali o degli edifici senza costruirne di nuovi, edifici che verranno dichiarati come dire, energeticamente molto protetti e quindi convenientemente mantenibili nell'ambito poi delle spese ordinarie annuali. E il convegno voleva analizzare situazioni e dare spunti di ripartenza senza essere condizionati al dover dire sempre c'è crisi e gli immobili non si vendono. Non è vero. La tendenza è cambiata, si è ricominciato a compravendere, che è da tenere molto diviso dal discorso di come i prezzi si stanno muovendo. I prezzi sono destinati, secondo quelle che sono le nostre ricerche, le nostre statistiche, a non aumentare, anzi tendenzialmente per certi tipi di prodotti ancora a diminuire. Quando dico certi tipi di prodotti parlo di quelle case di cui si diceva prima che non sono adeguate energeticamente e soprattutto quelle case che architettonicamente non sono più gradite, e ci sono edifici anni 60 ma anche edifici moderni costruiti senza criterio. Tutta colpa dei costruttori o c'è anche un mea culpa da parte di chi è un intermediario di questa situazione che adesso stiamo affrontando?
Allora, che lei lo può vedere un po' con occhio disincantato dal di fuori, poi sentiremo anche il presidente regionale che cosa la vede. il numero, se guardiamo un dato di ieri, mi sembra, delle compravendite, ha avuto un calo nel primo trimestre e un aumento nel secondo, c'è stato mi pare almeno 3,6 e 6,2, diciamo che c'è un alto e basso, quindi c'è un po' più di interesse. Si vendono più case perché i prezzi sono più in linea con quello che la C'era stata questa bolla bella grossa. Il lavoro più grosso che fa un agente immobiliare è contrattare nuovamente i prezzi, sempre aggiornare i prezzi di vendita delle case. Oggi è sicuramente un bel momento per acquistare perché si compra quasi al 40% in meno del picco del 2006. Dico si compra, non si vede in vetrina. Si compra al 40% in meno del 2006? Assolutamente sì. Cioè tantissimo? Cioè, le parlo di prezzo finale di vendita. Sì. Delle volte alcune agenzie che magari non sono in linea con questo modo di vedere hanno ancora prezzi fuori mercato nelle vetrine, però quegli immobili restano là mesi, anni e poi non vanno via. Chi invece sa vendere, insomma vuol vendere o vuol fare gli interessi del venditore, cerca di condizionarlo nel prezzo giusto e al prezzo giusto nell'arco di 2 mesi, 3 mesi l'immobile viene anche venduto. So che è dura da assorbire, cioè uno che nel 2005 magari ha comprato casa a 300.000 euro se la trova a 200. Cioè è terrificante. Infatti il difficile è quello, convincere il venditore che casa sua non vale più 300 ma vale 200. Vale 200 non solo per una crisi di mercato, non solo per una bolla immobiliare che ormai non c'è più, è cambiato anche perché è nato tutto il mondo delle certificazioni energetiche, quindi ti ritrovi una casa che magari è in classe F o G ed effettivamente è molto diversa da una casa nuova, da una casa recente, e quindi il paragone si vede, insomma, quindi... Anche a livello regionale c'è questa situazione, vediamo il messaggio che è arrivato: il cappotto è una gran bella cosa ma non lascia respirare, è meglio il doppio muro con camera d'aria e isolamenti tra le parti, punto di domanda, lascia respirare meglio? E dopo la giriamo a lei e dopo risponde, perché adesso incominciano le domande tecniche. Intanto vediamo un po' di completare la risposta anche a lei, Presidente regionale, che cosa risulta? Quindi Padova, ma indicativamente il territorio di Padova e provincia, che poi è la città dove campione, che viene sempre preso in esame, ha questo andamento. La regione Veneto che cosa le risulta? La regione si può dire tutto il mondo è paese, perché il calo che c'è stato a Padova è riscontrato in tutta la regione Veneto, ma poi tendenzialmente in tutta Italia. Infatti la differenza importante da far capire anche al cliente e all'utente è quella proprio tra i prezzi che ci sono in pubblicità, quindi nei vari portali, nelle varie riviste, anche nei quotidiani che possiamo vedere, e i prezzi realmente venduti. Noi come FIAIP, tra l'altro proprio Regione Veneto, abbiamo già da qualche anno un osservatorio dei prezzi immobiliari che è basato sui prezzi di vendita, per cui le agenzie che sono aderenti a questo circuito danno i valori delle proprie vendite effettuate, e questo è fondamentale per avere un parametro corretto, perché oggi, come diceva il collega Zaramella, il mercato è in leggera ripresa. Noi siamo molto prudenti perché dopo tanti anni di ribassi un piccolo aumento non significa veramente nulla, però abbiamo visto che questa tendenza, diciamo, alla positività fondamentalmente è dovuta a due aspetti. Il primo è quello della riapertura del mercato del credito, che per anni è stato veramente ingessato, per cui oggi vediamo un'apertura, e sperando che non sia temporanea, da parte degli istituti a erogare mutui. L'altro sono i prezzi corretti. Se il prezzo è corretto, come diceva il collega, anche in 60-70 giorni l'immobile viene venduto. È giusta la sua osservazione, è dura da digerire per il venditore, però se andiamo per alzata di mano, la maggior parte delle persone che oggi accusano questo colpo forse hanno anche accusato il colpo della bolla speculativa finanziaria. Purtroppo i mercati sono questi, vivono momenti di gloria e momenti di ribasso. Oggi è un momento di ribasso per il settore immobiliare per quanto riguarda i prezzi di vendita. Ecco, sembra tutto alla fine ha ritoccato quello che è di sua competenza, ovvero, come anche diceva il nostro imprenditore che lavora nel settore immobiliare, anche un'agenzia eccetera, e i nostri presidenti. Bisogna che comunque ci sia qualità. Il nostro telespettatore fa una domanda ben precisa che c'entra quello che è la questione della qualificazione energetica, della classe energetica.
Sì, la qualità è fondamentale, il problema è dire chi la garantisce. E a questo punto dobbiamo capire effettivamente la certificazione, chi dà questa certificazione all'edificio. Attualmente nel Veneto siamo sprovvisti di un sistema di certificazione che è obbligatorio dal 2003. L'unica provincia, regione che l'ha applicato dal 2003 è la provincia autonoma di Bolzano, poi le altre regioni l'hanno applicato un po' a macchia di leopardo. E nel Veneto siamo ancora sprovvisti e applichiamo il sistema nazionale con una classificazione che privilegia il fatto di non fare gli edifici costruiti bene, ma di utilizzare le fonti rinnovabili. Per cui mi trovo a dover costruire, secondo la norma che si applica attualmente, un edificio con una classe di efficienza dell'involucro, cioè quanto disperde l'edificio, media, però sono obbligato poi a implementare fonti rinnovabili per renderlo molto efficiente. In realtà l'edificio non è costruito molto bene. Il problema della certificazione, dicevamo, chi dà effettivamente questo sigillo all'edificio, perché attualmente abbiamo le classi A, A+, c'è l'autocertificazione, si compra addirittura sul web. Più o meno, cioè, per le classi più scarse si va su Groupon per non fare pubblicità e con 50 euro si ha un certificato di una persona che non ha neanche mai visto l'edificio e solo forse con la piantina catastale rilascia il certificato. Negli edifici nuovi la certificazione la fa il collega, perché non la può fare il progettista stesso, il collega del progettista che ha progettato le dispersioni dell'involucro. E qui mi riallaccio a Casa Clima, che rappresento in questa sede, dove è un ente di certificazione che è la provincia autonoma di Bolzano, per cui non è un ente privato. Ah, non è un ente privato? Assolutamente, ecco. 100% è una società esterna, però 100% di proprietà della provincia autonoma di Bolzano. La cosa più interessante è che poi non posso io, quando richiedo la certificazione, scegliere chi viene a controllare il mio cantiere, ma è l'agenzia stessa che si occupa di incaricare una terza persona che controllerà il progettista, l'impresario, il progetto, verifica il tutto e dopodiché mi rilascia il certificato facendo i sopralluoghi in cantiere, che anche per la norma italiana sarebbero obbligatori e che in realtà abbiamo capito bene che non vengono mai eseguiti. Ecco, ma per esempio l'imprenditore Gianni Bacco decide di offrire ai suoi clienti questo plus, perché sono case nuove, quindi una certificazione. Può chiamare in Veneto Casa Clima che intervenga e quindi dia una certificazione attendibile, valida e opponibile a terzi o no? Assolutamente sì, l'unico problema è che a dispetto della certificazione che si fa nel Veneto attualmente non lo possiamo fare edificio finito, perché per riuscire a ottenere la certificazione Casa Clima devo partire ancora prima di cominciare a posare la prima pietra ad avere un progetto energetico, cioè sviluppare molto bene e poi seguire tutto l'iter. Allora a quel punto lì alla fine riesco a ottenere la certificazione e Casa Clima certifica anche gli edifici giustamente fuori dalla provincia di Bolzano, garantendo comunque gli stessi standard qualitativi. Ma c'è qualche cosa, qualche dettame dell'Europa che voi seguite o un'iniziativa? L'obbligo della certificazione è nata per l'Europa, ce l'ha imposto e l'Italia è stata l'unica che ha applicato, ogni regione facendo la propria, per cui in modo molto strano, perché un edificio di fianco al confine tra la provincia di Emilia Romagna piuttosto che la Lombardia, lo stesso edificio da una parte e dall'altra ha due classi diverse, per cui già là uno non sa bene. Casa Clima, proprio per seguire e anticipare sempre questa parte, in effetti l'ha anticipata già nel 2003, perché ha scelto di certificare bene l'involucro dell'edificio, non la parte impiantistica, per cui se l'involucro è fatto bene ho una classe energetica elevata, poi se ho le fonti rinnovabili, ok, per cui siamo già avanti da quel punto di vista, perché rispettiamo già la classe A Casa Clima, senza andare sulla classe Oro che è il massimo, rispetta già la normativa del 2021. Cioè, siamo già e a Bolzano è obbligatorio certificare classe Casa Clima, classe A, quindi siamo già molto più avanti. Diciamo che sono case che non dovrebbero subire quella svalutazione drammatica del 40%, perché è drammatica del 40%.
teoricamente allora. Esattamente, sì. Può rispondere prima di passare la parola sì. al messaggio del nostro telespettatore? Sì, quella è una falsa credenza, il fatto che se uno fa il cappotto la casa non respiri più. Allora bisogna progettare bene che tipo di cappotto mettere, se su un edificio esistente ancora meglio, su edifici nuovi non è un problema. E la credenza è nata perché quando uno applica il cappotto su un edificio esistente e non lo fa bene, vengono fuori subito problemi, le muffe, le condense, e quindi uno dice la casa non respira. In realtà è che non ho fatto il lavoro bene. Quindi non è stato un buon cappotto. Esattamente. E allora, ma conviene, questo è un altro messaggio, ormai non penso che ci sia più spazio per costruzioni nuove, per quelli vecchi in classe, si può portarli in classe A, potrebbe essere un buon mercato, dopo vediamo se si può fare. E quello del doppio parete allora è migliore? Allora, Casa Clima non preferisce nessuna tipologia, l'importante è farla bene. Diciamo che è più semplice risolvere il problema con il cappotto esterno. Si può fare anche con la controparete, sì, il tutto deve altrimenti essere. Uno si trova le classiche muffe, umidità e cose terrificanti. Allora, a lei un po' la parola, se vuole anche rispondere al messaggio, il vantaggio che ci può essere a questo punto a riqualificare, perché torniamo qua al tema che ci interessa, la riqualificazione degli immobili. In sostanza, se noi pensiamo agli immobili da riqualificare, potremmo fare un po' una divisione tra quelli che sono edifici che hanno dei pregi, quindi pregi architettonici, che hanno delle posizioni per cui sono costruiti a distanze dai confini un po' particolari, dove non si possono abbattere, se no si vengono a perdere o dei valori storico-architettonici o dei diritti. Per questi edifici va da sé che ci vuole la riqualificazione. La riqualificazione su un edificio di centro storico vincolato non è impossibile, ma non è facile e non potrà mai con molta probabilità conseguire la qualità energetica di un edificio costruito nuovo o in luogo di un vecchio edificio abbattuto e ricostruito. Abbiamo visto molti opifici entro mura o sotto mura abbattuti attraverso dei piani di recupero, si è recuperata la cubatura e sono edifici nuovi. A quel punto sono identici a quelli di periferia costruiti di sana pianta, per cui possono avere una certificazione certa, che poi con Casa Clima segue anche le fasi della costruzione per arrivare ad una certificazione eccellente vera, non tirata per i capelli. Invece nelle classi intermedie, diciamo, negli edifici da ristrutturare, ottenessimo comunque una classe intermedia, non la eccellente, vuol dire già poter risparmiare, poter avere l'edificio protetto e poter non avere ad esempio problemi di umidità, di condense, di cose del genere. Ovviamente la pretesa di avere un classe A o una classificazione aurea, come dice l'architetto, non saranno forse possibili, ma si migliora. Quindi per gli edifici che non sono abbattibili e ricostruibili si può fare e si ottengono delle buone classificazioni, e ho spiegato prima quali sono, quelli dove intervenire con l'abbattimento sarebbe un disastro in pratica. Assolutamente, vero che si vendono più case, ma anche vero che dopo 10 anni di mercato bloccato qualcuno deve pur comprare. Questa crescita è sana? Gianni da Verona, ti chiedo a lei Presidente. Aspetti che ce n'è un altro comunque, sì. Case super tecnologiche, regole europee, ma se non si può mettere su famiglia per costi delle case, l'imprenditore che vuol fare i soldi deve costruire case a bassissimo costo per i poveri, altro che per i ricchi. Si è speculato sull'unica cosa dove non si doveva speculare, distruggendo la voglia di far famiglia. Ai noi, a lei. Il mercato si regola un po' con domanda e offerta, noi lo sappiamo, quindi negli anni del picco c'era veramente tantissima domanda e l'offerta poi di conseguenza è aumentata anno dopo anno. Gli anni di ribasso e di diciamo meno compravendite sono stati questi dal 2008 in poi, perché è diminuita la domanda. Oggi la domanda sta aumentando principalmente. Dicono perché è fisiologica, tanti dicono 10 anni, per questo punto bene o male uno casa tira, se la dovrà prendere o no? No, ti chiedo entrambi e dopo vediamo cosa dice anche lei. Questo è un dato che è assolutamente impossibile verificare, perché comunque si è sempre venduto casa anche in questi anni, ovviamente con dati diversi, con numeri diversi, siamo passati quasi a dimezzare
le compravendite del picco del 2006-2007 e siamo arrivati nel 2013 a toccare il fondo di compravendite addirittura un numero inferiore del 1985 a livello nazionale di compravendite di uso residenziale. Nel 2013? Nel 2013 abbiamo toccato il punto più basso di numero di compravendite a livello residenziale, e questo parlo ovviamente a livello Italia, non solo di Regione Veneto. Quindi oggi non sappiamo se questo dato appunto di aumento deriva perché è fisiologico, sappiamo che i prezzi si sono abbassati perché il mercato l'ha constatato, la domanda adesso sta un po' aumentando, ma mentre era diminuita sono diminuiti i prezzi. Le banche ovviamente aiutano, c'è un tema importante che è quello forse più importante che dobbiamo capire, che è quello del lavoro, ovvero è vero che le banche oggi sono un po' più flessibili, poi se la gente non lavora la banca giustamente ha dei parametri comunque più rigidi rispetto a quelli degli anni passati, quindi la base è che la famiglia, la coppia, il singolo deve comunque avere un lavoro sicuro a tempo indeterminato, e oggi gli istituti valutano anche le aziende dove lavorano le persone, non solamente il reddito, quindi onestamente è molto difficile sapere se questa è una cosa fisiologica o è un momento temporaneo. Ecco, Presidente Zamella, voi l'avete un po' subita questa cosa, cioè da un lato anche alcuni telespettatori ci avevano scritto in passato, aspettate che leggo i messaggi che dopo sennò si arrabbiano, con l'abolizione IMU secondo voi prevista una crescita, per me fra 2 anni si inventano qualche nuova tassa sulla casa e noi poveri salassati, dopo vediamo cosa ci dice proprio politico a lei, nel senso che alcuni hanno lamentato una non grande preparazione degli intermediari, che quindi siccome tutto andava bene, tanti si sono buttati nel settore, non si sono aggiornati, qualificati, insomma così lo facevano un po' perché andava e quindi c'era bisogno, c'era fame. Però tanta parte di responsabilità, la stragrande parte, molti l'hanno puntata nei confronti dei costruttori. Dicono voi vi trovate in mezzo perché voi dovete cercare di vendere, piazzare tra virgolette questi beni di cui non avete partecipato alla realizzazione, e quindi poi avete subito tutto quello che è stato il tracollo del settore eccetera, vi siete dovuti reinventare, poi racconteremo anche la nuova figura dell'intermediario come deve essere, ci sono tra virgolette dei protocolli che sono un po' cambiati. Ma il costruttore ha fatto un mea culpa, si è reso conto di che cosa ha combinato, perché ha propinato delle case, a parte ridotte, piccole, inabitabili, eccetera, ma fatte perché bisognava farle, quindi si è costruito quello che si diceva l'improponibile, che adesso non riesci neanche a riqualificare. Come vi sentite voi? Allora, sfondo una porta aperta, nel senso che, vabbè, prima cosa sono cambiate delle normative, quindi certi costruttori si sono trovati a costruire delle case in un momento in cui c'erano delle normative e poi ne sono nate delle nuove. Purtroppo negli anni buoni si vendeva, come si diceva prima, di tutto, e quindi non c'era l'attenzione a dire cerco di fare il miglior prodotto commercialmente più giusto, con le misure più giuste, quelle volte che abbiamo messo insieme le competenze del venditore, quindi dell'agente immobiliare, consulente, dell'architetto, progettista o geometra, quello che sia, e del costruttore, abbiamo sempre ottenuto un prodotto perfetto e si è sempre venduto molto bene. Ultimamente, siccome le cose andavano, ci ritrovavamo ad avere costruttori che arrivavano in ufficio con ho fatto questo condominio, vendimelo, tu lo prendevi in mano e dicevi ma cosa hai fatto qua? Cioè, erano sbagliate misure, non tenevano conto delle esigenze, non tengono conto infatti, che le famiglie non hanno più 5 figli ma magari ne hanno 1, forse 2, cioè, però hanno qualche armadio in più magari che non si sa. Esatto, non hanno, ci sono certe cose che magari le sa chi le vende, non chi le progetta, e quegli errori sicuramente li hanno pagati, quindi. Però oggi vi dico le agenzie immobiliari stanno vendendo per il 95% prodotti di privati, non di costruttori. Quindi vecchi. Quasi più. Sì, quindi vecchi. Poi se vogliamo tornare al discorso di prima, è vero che si vende a meno, ma si compra anche a meno. Cioè oggi il delta è decisamente favorevole. Certo. Quindi prenderò 50.000 euro meno di casa mia, ma ne spendo 100.000 in meno di quella nuova che vado ad acquistare. Quindi alla fin fine, cioè, se tutto è calato di un 30-40, anche il delta è calato di un 40. Torniamo anche sulle domande che sono state fatte dai nostri telespettatori dopo la pubblicità, tra pochi secondi.